fa e desfa l'è tutto un lavorare. Letteralmente fare e disfare è tutto un lavorare o è tutto un lavoro. Immaginavate, credo che sarei ripartito meglio con i proverbi e i modi di dire, con i proverbi e i modi di dire in milanese dal tema del lavoro, visto che oggi è il 2 maggio, ieri era il 1 maggio, quindi celebriamo la festa del lavoro o dei lavoratori. Ma cosa vuol dire fai e desfale tutto un lavorare? Si dovrebbe capire abbastanza facilmente, diciamo che tutto quello che si fa è un'occupazione, sia che si faccia sia che si disfi, anche se si fa un'attività in cui si disfa qualcosa, probabilmente per rifarne poi un'altra, per rifarla meglio. Ci affidiamo come spesso o come quasi sempre a Francesco Cherubini, che nel suo vocabolario milanese italiano di metà Ottocento precisava questa cosa, diceva: fai desfare tutto lavorà è frase solenne in bocca di tutti coloro i quali s'occupano di un lavoro senza avervi amore, cioè chi fa le cose forse un po' per forza, così. Quelli che vanno ad opera o a giornata, de 199 cantano questa canzone. Talora la sentite in bocca di chi si adopera in lavori manuali per passar tempo o mattana e fare esercizio corporale, come dire chi lavora, chi fa qualcosa giusto per occupare il tempo. E talora scappadetta per rabbia di rassegnazione a chi, nato con qualche ingegno o pratico d'alcuna cosa, debba rifare, pagato o no, il mal fatto per ordine e istruzione d'alcun meno ingegnoso o meno perito che la sorte gli ha messo sopra. Come dire, un qualcuno che è buono de lavorare, che comanda un altro de fare op. Questo purtroppo accade, e non facciamo esempi concreti e attuali di chi con scarsa competenza dà ordini ad altri di fare certi lavori. È chiaro che il tema del lavoro è molto ampio e infatti ci sono tanti proverbi su questa tematica, e quindi non ci fermeremo qua oggi, perché il lavoro ovviamente è parte dell'uomo. Ricordiamoci, la nostra Repubblica Italiana è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, grande articolo, grandissimo principio. Una volta però i nostri nonni, i nostri vecchi, il lavoro era una cosa che facevano certamente volentieri, ma spesso era proprio una cosa dura, perché chi lavorava nei campi, nell'edilizia, anche artigiani, insomma, tantissimi lavori costavano molta fatica, c'era tanta manualità, quindi bisognava lavorare de scena, lavorare fort, o lavorare come un asen, o lavorare come una bestia. Si capisce cosa vuole dire. Lavorare de scena vuol dire con i muscoli proprio della schiena, la fatica fisica. Poi ci sono tanti proverbi, li vedremo in una prossima puntata, dove preferibilmente si mettono in evidenza invece quelli che non vogliono lavorare o chi cerca di evitare di lavorare. Famosa è la definizione voglia de lavorare saltum ados, detto non solo per descrivere uno come agisce, ma anche quasi come una definizione della persona. Voglia de lavorare saltum ados, cioè tu sei quello che impersona l'idea che è meglio non lavorare perché vorrei evitarlo. L'altro proverbio poi, che però appunto mi dà l'occasione di fare subito il rinvio, perché occorre fare una spiegazione più ampia, è quello famoso che penso molti di voi sanno, è uferè fa il tuo mestè, oppure ogni uferè fa il suo mestè, cioè ciascuno dovrebbe fare quello di cui è capace. E ci colleghiamo quindi con la spiegazione che davamo prima, detta da Cherubini rispetto al proverbio iniziale, ossia fai desfa le tutto lavorà. Se è vero che poteva essere detto da chi appunto era costretto a dover rifare qualcosa fatto da altri che non l'avevano fatto bene e che anche pensavano di dare ordini a qualcun altro, ecco che diciamo qui il cerchio si chiude. Su questo la saggezza popolare d'un tempo veramente ci aiuta ancora adesso. Ufele, fa il tuo de mestiere.